trasformazioni del paesaggio in epoca medievale. Non voglio anticipare niente, ma insomma l'associazione della Fara con Gabriele Zorzi presenterà, con cui partiamo in ordine cronologico, presenterà un progetto di costruzione di una capanna longobarda sulla base dei dati archeologici. I dati archeologici ovviamente non ci possono dare la capanna in alzato, ma danno delle evidenze negative molto difficili da leggere, tipo le buche di palo, quanto sono profonde, quanto sono grandi, da cui poi si può dedurre la struttura della capanna. Quindi non è un tema facile, però è un tema importante perché sia in ambito urbano sia in ambito rurale sempre di più, come gli scavi che si diventano sempre più raffinati dal punto di vista delle indagini, vediamo che ci sono tracce di capanne sia tra le rovine romane, perché sono nuove forme abitative che riutilizzano negli ambiti urbani gli spazi che erano stati appartenuti ad domus o ad altri edifici, ma anche negli insediamenti rurali sempre di più si stanno trovando, non tanto nella nostra regione quanto anche nelle altre regioni dove diciamo gli scavi degli insediamenti rurali sono più consistenti, si stanno trovando queste tracce molto interessanti. Il progetto della Fara è particolare perché è un progetto di studio, adesso ce lo spiegherà bene Gabriele Zorzi, quindi non è un progetto di un parco aperto al pubblico, però è proprio un contesto di studio. Ecco, allora non voglio dire altro, parla tu adesso. Va bene. Non ti serve forse il microfono? Non credo, mi sentite? Sì. Ok. Allora, come Angela fin troppo generosamente introduceva, il nostro è un progetto che nasce in realtà da delle istanze sperimentali da un lato e come continuazione dell'attività dell'associazione. Noi nasciamo come associazione di ricostruzione del periodo longobardo e quindi il nostro focus è stato per anni e continua a essere tuttora in realtà la ricostruzione dei corredi. Scusate. E quindi la cultura materiale in senso lato, partendo soprattutto dai dati di scavo relativi alle necropoli. Ovviamente questo ci porta a tutta una serie di realizzazioni legate agli abiti, alle armi, agli oggetti quotidiani, che noi tentiamo per quanto possibile di riprodurre all'interno delle expertise dell'associazione. Poi quando non siamo in grado ci rivolgiamo all'esterno, ma ad esempio tutti gli abiti sono cuciti a mano da uno dei membri dell'associazione, che è la ragazza col velo rosso in foto, e quando si tratta di elementi monoacciaio, quindi senza pseudodamasco, sono forgiati da membri dell'associazione, così come gli elementi in bronzo sono fatti gli stampi in cera e poi colati da membri dell'associazione. Ci sono poi ovviamente delle eccezioni che riguardano ad esempio l'elmo lamellare che io porto quando siamo qui in museo, che invece è realizzato da un artigiano specializzato polacco, ma in linea di principio il nostro motto è ricostruire per capire e capire per narrare. E quindi ci siamo trovati a raccontare i Longobardi in tanti contesti, in villaggi open air. Qui siamo all'archeodromo di Poggibonsi, che attualmente è l'unico villaggio alto medievale ricostruito e aperto al pubblico in Italia. Ce n'è per altre epoche, va molto il preistorico, ma per l'alto medioevo c'è solo l'archeodromo in questo momento. E i ricercatori dell'Università di Siena in realtà hanno trovato sia il villaggio longobardo che quello carolingio. Quello attualmente ricostruito è quello carolingio. Noi quando siamo lì raccontiamo il villaggio precedente e quindi facciamo un po' fare un ulteriore viaggio nel tempo ai visitatori che attraversano il villaggio e incontrano gli abitanti precedenti. Abbiamo portato i Longobardi nelle scuole, nel museo ovviamente, con cui abbiamo una lunga collaborazione, e anche nelle università, anche in quella di Malmo in Svezia, Siena appunto, Udine eccetera. Ci siamo trovati nella condizione però che la nostra sperimentazione mancava proprio della parte legata alla questione abitativa. Noi abbiamo visitato diversi musei open air, abbiamo iniziato più di 12 anni fa ad andare soprattutto oltre Alpe, perché c'è maggior cultura riguardo alla ricostruzione e alla sperimentazione vissuta di questi aspetti di vita quotidiana. E quindi abbiamo cominciato a visitare soprattutto Germania, Austria, poi il nord della Francia, dove la cultura dei villaggi ricostruiti è in effetti radicata ormai da più decenni. Ma ci mancava l'esperienza diretta, avevamo solo quella di ospiti.
ci mancava la parte ricostruttiva vera e propria. E quindi abbiamo deciso che era il caso di iniziare un'esperienza appunto chiusa, senza il pubblico, perché la questione del pubblico, per quanto sia l'obiettivo finale di tutto l'atto ricostruttivo, quindi la divulgazione, il racconto, ha ovviamente delle limitazioni legate in primo luogo alla sicurezza e poi a tutte quelle piccole accortezze che vanno richieste in base al contesto in cui si è. Esempio basilare, la questione di accendere un fuoco in un braciere comprato al bricco, perché in centro, in una zona verde, non si può accendere un fuoco sull'erba. L'utilizzo delle tende, questa è una foto in realtà di pochi giorni fa, abbiamo girato un piccolo video per la Società Filologica Friulana e ogni volta che si vede un accampamento in un evento medievale, che sia rivocativo o ricostruttivo, l'accampamento è quasi sempre un azzardo storico, almeno che non si sia di fronte alla ricostruzione precisa di una battaglia con un'iconografia anche sulle tende, in realtà è un grosso compromesso. È un modo per dire vi mostriamo delle cose che qui non ci sarebbero state e le mettiamo nelle tende perché se piove poi da qualche parte dobbiamo dormire. Quindi l'idea era proviamo a simulare l'attività di una fara pioniera. Cioè Fara, nucleo di consanguinei in armi, nucleo tanto dell'exercitus longobardo quanto del regnum in senso lato, che si stanzia in un territorio pseudo-vergine, non che da noi ce ne fossero molti, ma ci sono delle fondazioni altomedievali ex novo, che deve utilizzare le risorse del territorio e solo le risorse del territorio perché da un lato è una fara rurale, quindi non può appoggiarsi sulla cittadina che ancora ha una rete di collegamenti tardo-antichi e dall'altro è priva di una filiera di produzione e ha la sua manodopera solo all'interno del nucleo familiare esteso che poi la fara è a conti fatti. Noi avevamo a disposizione in realtà solo un piccolo bosco, la foto di Google è generosa ma solo una parte di quella zona boschiva è a nostra disposizione, che era un bosco di proprietà di uno dei membri dell'associazione, lasciato a incolto, bosco da legna da ardere perché è posizionato in un sito semipaludoso, quindi dove non cresce nulla e non si può costruire nulla, e quindi era l'ideale però per poter sperimentare. E abbiamo deciso quindi di portare avanti questo approccio utilizzando per quanto possibile solo quello che il bosco offriva, cioè solo quello che si poteva raggiungere a piedi, movimentare a piedi, abbattere a piedi e posizionare all'interno delle risorse che il territorio offriva. Siamo Friuli collinare, quindi insomma quello che si potrebbe trovare anche qui. Ci sono ovviamente degli errori storici che non possiamo evitare, in primo luogo le essenze arboree. Noi vi farò vedere, abbiamo portato avanti 3 progetti non paralleli di capanne, una Grubenhaus longobarda, un primo approccio di Grubenhaus slava e adesso l'ultima capanna a livello del terreno, sempre del periodo longobardo, ma non così etnicamente identificativa. Utilizziamo delle essenze che il bosco fornisce ma che nel VI-VII secolo non c'erano. Ad esempio il bosco è completamente infestato dalle acacie di origine americana e non possiamo prenderci il lusso di scegliere solo le quercette perché sono poche, crescono lentamente e quindi avremmo dovuto aspettare dei decenni per fare il progetto. Questa è la foto del primo esperimento che abbiamo portato avanti, della Grubenhaus appunto longobarda, quindi una capanna semi-interrata rispetto al livello di calpestio esterno, è quello che gli archeologi indicano come la tipologia tipica dell'arrivo dei Longobardi in Italia. Arriva con loro e sparisce quando loro smettono di utilizzarla, perché materiale deperibile ed edilizia in materiale deperibile era diffusissima prima e sarà diffusissima dopo, ma questa specifica tipologia è presente proprio in quel piccola forbice di tempo che è quella delle prime generazioni longobarde. Angela ne ha indagate qui a Cividale, sono state incontrate in giro per l'Italia. La nostra è venuta leggermente più piccola della media, nel senso che non avevamo tenuto conto di quanto lo spessore delle pareti realizzate in argilla e rami intrecciati, li vedremo dopo, ci avrebbe portato via rispetto all'originale scavo e all'originale infosso. Però, nonostante questo, all'interno si può vedere, si scorgono i piedi di uno dei membri dell'associazione. In quella tenda abbiamo dormito 2 uomini adulti con 3 cani, di cui uno un levriero irlandese che è più grande della stragrande maggioranza degli uomini adulti, con un fuoco acceso nel mezzo, a riprodurre quello che normalmente si incontra in queste condizioni, cioè delle zone di fuoco aperte al centro della capanna, senza vie di fuga per il fumo organizzate, senza canne fumarie per intenderci. Il fumo usciva dalle stesse canne del tetto, questo vale per tutta l'edilizia spontanea in materiali deperibili dell'Alto Medioevo e non solo.
Questa capanna è rimasta in piedi per circa 4 anni e mezzo, 5, in realtà nella sua struttura è ancora in piedi. Alcuni mesi fa, quasi un annetto, abbiamo deciso di abbandonarne la manutenzione, perché parallelamente avevamo portato avanti questo progetto, una Grubenhaus slava, che secondo la letteratura archeologica sull'argomento potrebbe essere una delle fonti di ispirazione dell'utilizzo abitativo della Grubenhaus per i Longobardi, perché la peculiarità è che la Grubenhaus è nota in tutto il mondo germanico barbarico, ma quantomeno per il continente normalmente viene utilizzata solo come opificio o magazzino. Sono i Longobardi ad abitarla, non lo fanno i Franchi, non lo fanno i Bavari, non lo fanno gli Alamanni. L'ipotesi è che questo uso promiscuo, nuovo, fosse frutto dell'influenza proprio delle popolazioni slave che i Longobardi incontrano abbondantemente, soprattutto nell'ultima parte della migrazione e poi una volta qui, perché la Grubenhaus slava ha la caratteristica di essere interrata come la Grubenhaus germanica, ma è destinata ad abitazione, a luogo di vita o quantomeno di rifugio, non per forza di lavoro. Si può vedere lì nell'angolo la costruzione di una stufa in sassi e argilla, come elegante c'è solo l'argilla, che è un'altra delle caratteristiche specifiche di questo tipo di abitazione slava, cosa che invece i Longobardi tendevano a non avere. Avevano un fuoco aperto centrale, forse in alcuni casi rialzato, ma non angolato e quantomeno non a stufa. Il problema che abbiamo avuto con questa capanna, che poi appunto ci ha fatto propendere per spostare la zona di lavoro del villaggio a dove stiamo lavorando adesso, abbiamo scavato troppo a fondo, solo che a differenza di quello che succede nel Signore degli Anelli, noi non abbiamo trovato un Balrog, ma abbiamo trovato l'acqua. Essendo una zona a cavallo di 2 colline, essendo il terreno fortemente argilloso, durante i mesi di lavorazione e di scavo erano stati particolarmente secchi, non ci eravamo accorti del fatto che alle prime piogge intense, a prescindere dalla copertura, questa è una copertura temporanea, era una delle nostre vecchie tende riattrezzate, l'acqua è risalita dal fondo. Quindi abbiamo una bellissima piscina coperta, funzionale, piace tantissimo alle rane, ma non possiamo utilizzarla per portare avanti la sperimentazione. Abbiamo in progetto in futuro di ricoprire parte dello scavo, perché la Grubenhaus slava ha normalmente 2 livelli, quindi c'è il livello del terreno esterno, un primo gradino e un secondo. Stiamo progettando di coprire il secondo, quello più profondo, quello che appunto si riempie d'acqua, e convertirla a forgia per il villaggio in senso lato. In quest'ottica quindi abbiamo abbandonato questa, abbiamo abbandonato la prima che tra l'altro cominciava ad avere bisogno di molta manutenzione perché non vivendoci dentro manca tutto quello che è la vera quotidianità e la vera manutenzione. Andare nel weekend a lavorare qualche ora non è la stessa cosa di essere presenti durante il grosso temporale estivo e capire dove c'è l'ingresso dell'acqua e ripararlo sul momento e invece trovare magari il tetto già danneggiato. È ovviamente tutta un'altra questione, in quello non possiamo simulare la veridicità di queste esperienze. E quindi siamo passati alla produzione di questa nuova capanna. Ci siamo spostati sempre all'interno dello stesso appezzamento, al di là di una piccola canaletta di scolo che tra l'altro abbiamo dovuto recuperare e mantenere perché è in disuso da più di un secolo, quindi in buona parte interrata. Questo livello è leggermente più alto e abbiamo optato per una capanna a livello del terreno, cioè una tipologia attestata nell'Alto Medioevo longobardo, non così etnicamente caratterizzante come la Grubenhaus, ma che meglio si confà alla caratteristica del nostro bosco. E quindi queste sono foto della fine dell'estate, siamo più o meno a questo livello, adesso in realtà stiamo realizzando anche l'intrecciato delle pareti che vedremo dopo delle capanne precedenti. E verrà una struttura decisamente più grande della precedente. Come vedete ha una struttura portante in legno, ma non è realizzata in blockbau, cioè in tronchi incastrati come la slava, verrà realizzata come la longobarda, cioè noccioli, argilla e paglia. La prima foto è del novembre dell'anno scorso, con la zona che sta per essere pulita, la seconda è come appariva alla fine di agosto, la stessa zona. Ovviamente noi lavoriamo nei weekend, ognuno ha un lavoro il lunedì mattina, non sempre siamo tutti presenti, la nostra associazione è piccola, i membri sono sparsi e quindi spesso si lavora in 1, 2, anche questo non permette di simulare la resa vera di una fara in opera. Noi ci metteremo dei mesi, ma loro probabilmente ci avrebbero messo fra le 2 e le 3 settimane, secondo i nostri calcoli. Le scelte esecutive sono quelle però di lavorare solo con strumenti manuali. Quindi noi lavoriamo possibilmente in abito storico, ci sono delle rare eccezioni che vedremo dopo, e con strumenti compatibili con quelli riferibili all'epoca dell'arrivo dei Longobardi fra la prima e la seconda generazione.
Quella è la nostra piccola scure barbuta, decisamente meno imponente di quelle che arrivano da Faedis stasera, ma riproduce quella della tomba 24 esposta qui nel Museo di Cividale. Ne abbiamo poi una più grande, più simile alle proporzioni che si trovano in Emilia, e vedete appoggiato alla gerla una sega a telaio e il classico penato locale, il masank, che si comporta benissimo e che dal punto di vista della forma arriva in realtà fino all'epoca romana, perché è funzionale e quindi si utilizza. Per tutte e tre le capanne si sono ripetute le stesse fasi, cioè l'abbattimento manuale durante la stagione invernale, quindi quando l'albero ha meno linfa, eccetera, la scortecciatura e poi il posizionamento in sito dei pali portanti che vengono abbrustoliti per prolungare la loro durata in questo terreno argilloso e umido. Abbiamo deciso di non utilizzare altre sostanze, non mettiamo catrame, perché non sappiamo se era possibile farlo e quindi preferiamo solo la brustolitura. La foto più lunga è in realtà una rappresentazione del lavoro parziale, come era all'inizio dell'estate, e per mostrare come appunto la progressione sia modulare, perché ovviamente i pezzi vengono montati in poche persone, devono essere autoportanti almeno fino a quando non si arriva al punto in cui possono appoggiarsi su altre parti. Se la foto verticale fa parte della nuova capanna in realizzazione, dimostrando anche che se non ci facciamo male è un miracolo, la seconda invece fa riferimento alla prima, semplicemente alla prima capanna, la prima Grubenhaus longobarda, ma condivide la tecnica che verrà applicata anche alla nuova a livello del terreno. Su dei pali leggermente più grandi di nocciolo, piantati nel terreno, verticali, viene intrecciata un'armatura di noccioli. Questa creerà la parte portante della parete vera e propria, che poi verrà riempita da entrambi i lati di argilla misto a paglia o a fieno. Noi abbiamo la fortuna che il bosco ha un terreno fortemente argilloso, quindi ci basta scavare, eliminare la zona di humus per arrivare all'argilla, poi la mischiamo a piedi nudi su un mantello di quelli vecchi che non usiamo più per portarcela in giro. E l'ideale è essere in due, ovviamente, perché si può fare anche in due fasi, cioè fare uno strato esterno e poi uno strato interno, ma la sperimentazione ci ha dimostrato che comprimere parallelamente e contemporaneamente dai due lati elimina le bolle d'aria e prolunga la durata della parete, anche in caso di forti acque. Abbiamo avuto degli anni in cui l'acqua è salita oltre il livello delle pareti esterne, eppure le pareti non sono crollate, se compattate, mentre quelle realizzate in singolo hanno ceduto molto prima. Ecco, qui non sono in abito storico, è una delle eccezioni di cui vi parlavo. Il nostro bosco, essendo paludoso, fornirebbe delle cannette lacustri perfette per la copertura del tetto, ma sono troppo poche. In questo caso quindi ci accordiamo con la forestale e con gli enti preposti e ci spostiamo all'isola della Cona, dove andiamo a raccogliere comunque manualmente, ma in questo caso con gli stivali di gomma, perché comunque salta fuori di tutto da quelle canne, andiamo a raccogliere le canne poi per il tetto. Come la direttrice prima accennava, ovviamente a noi manca quasi tutto riguardo agli alzati di queste capanne, ma l'interpretazione più comune è che appunto se l'elevato era in materiale deperibile, anche la copertura fosse in materiale deperibile, quindi le due ipotesi sono scandole oppure canne lacustri. Per le scandole noi non abbiamo il legno giusto a disposizione, avevamo dei grossi noci che però sono nodosi e quindi non vanno bene per fare scandole, oltre a non essere particolarmente adatti per il tipo di legno e per la mancanza di resina, e quindi ci adeguiamo all'utilizzo delle canne che tra l'altro nella zona del collinare erano molto più diffuse in passato, prima di bonifiche, cambiamenti e pulizie. Rientrano tra l'altro nell'utilizzo di quei fuochi aperti al centro delle capanne, perché nella nostra esperienza invece di visitatori nei musei open air, una delle prime cose che gli organizzatori ci chiedono quando noi andiamo a fare le nostre didattiche in quei contesti e non hanno dei ricostruttori residenti, ci chiedono di tenere il fuoco acceso, di cucinare sul fuoco, di scaldarci, ma soprattutto di tenerlo acceso per tutta la durata dell'evento. Perché il fumo, che non si accumula sul fondo della capanna nella zona vivibile, ma tende a salire, aiuta a prolungare la vita di questi tetti in materiale deperibile, allontana muffe, parassiti, e quindi una capanna vissuta dura il doppio o il triplo di una capanna lasciata a se stessa, anche se mantenuta ma non utilizzata. Questo infatti è quello che noi chiamiamo sperimentazioni secondarie, cioè avendo abbandonato la prima capanna,
in un anno, più o meno, stiamo osservando il suo lento sparire all'interno del bosco. E i materiali sono tutti del bosco, questa in particolare non aveva nemmeno un chiodo, mentre nell'ultima stiamo sperimentando legature e chiodi in maniera alternata per vedere come si decompongono in maniera diversa. E quindi abbiamo avuto i primi cedimenti delle pareti, che tra l'altro erano già state rielaborate, e abbiamo avuto il primissimo cedimento è stato il tetto, perché i legacci del tetto non mantenuti, non affumicati, hanno ceduto molto rapidamente, sono bastate alcune settimane. La nostra supposizione per ora è che ovviamente i pali portanti, che invece sono infissi bene nel terreno, bruciati per mantenerli a lungo, di una dimensione ragguardevole per quanto si possa movimentare a mano da soli, probabilmente resterebbero lì molto più a lungo, appunto ci restituirebbero anche le buche di palo in un futuro. E stiamo pensando se lasciarla andare completamente, quindi osservare e documentare questo declino fino alla fine, o se nell'ottica appunto di una logica del riuso all'interno di una fara che si è spostata perché quel contesto lì non era adeguato e quindi si è spostata nella zona più asciutta, convertirla in una tettoia, in un magazzino, colmarne il fondo e farne ad esempio la legnaia. Tutte queste cose poi ovviamente devono confluire però in un ritorno divulgativo, perché alla fine per noi è un piacere, è molto interessante, ma deve arrivare a qualcuno che non ha la possibilità di fare queste esperienze. Noi abbiamo scelto esplicitamente di non aprire al pubblico la nostra area, un po' per questioni di sicurezza in senso lato e un po' per non falsare la sperimentazione, nel senso che molti dei musei open air, che ovviamente ricostruiscono architettura e materiale deperibile, sono costretti a fare dei compromessi per avere l'agibilità, se vogliamo. Quindi anche grandi longhouse di 18 metri con campate importanti, in realtà sotto il livello di calpestio in terra battuta devono avere le gettate di cemento, altrimenti non gli viene concessa la possibilità di far entrare il pubblico. Di conseguenza questo falsa il lato sperimentale, almeno una parte del lato sperimentale, non toglie nulla all'esperienza del pubblico, non toglie nulla ai ricostruttori che vivono queste strutture, ma toglie all'analisi del decadimento e della durata di queste strutture. Quindi per tutta questa serie di ragioni e vista l'istanza primigenia che era quella della sperimentazione chiusa, noi abbiamo deciso di continuare a mantenere così questa nostra realtà, ma utilizziamo internet per portarla fuori. E quindi abbiamo un canale YouTube in cui, accanto a video di sproloqui miei, in cui parlo settimanalmente di Longobardi in senso lato, vengono mostrati gli avanzamenti dei lavori, così come su Instagram, dove, ai noi, per come funzionano i social in questo momento, lo short è il formato preferito, quindi video brevi di 1 minuto, che però mostrano l'avanzamento settimanale delle strutture o il loro decadimento, a seconda del punto di vista, e video più lunghi su YouTube. E poi appunto serate come questa, in cui possiamo raccontare a un pubblico un'esperienza che è fatta soprattutto per raggiungere il pubblico e che fine a se stessa sarebbe piuttosto sterile. Grazie.